Il doge veneziano, oh, no snitch, 41 bis, no snitch, no snitch, I soldi non mancavano, mancava affetto, papi che picchiava cresceva violento. Già da giovane ribelle rubare un gemello, sfreccia vaporetto per divertimento. Cresciuto presto di cuore, l'ha salvato l'amore. Capo pulito, lavoro pulito con la polizia. Gli partiva il garino, Alfa Romeo, Marameo. Tornato dall'inferno, la famiglia un trofeo. Fuori di senno, veneziani indietro. Lucifero ha detto non fidarsi che è meglio. Voleva quello già preso. Farsi accettare in un mondo criminale. Forza di superare. Si voleva superare. Snitch, no please. 41 bis, no please. No snitch, no please. Il doge veneziano, oh. No snitch, no please. 41 bis, no please. No snitch, no please. Il doge veneziano, Mi dicevano fermati, ancora una. Ricchi piangevano, circolo vizioso. Amore ti prego, sarò molto attento. Ti è venuta dal cielo, non padre modello, ma sa amare lo stesso. Non cerca perdono, trovare un rimedio dentro anche del buono. Ho sempre un uomo, Silvano no, così non va bene. Esageravano troppo, sparavano per primi giubbotte dei rossi. Isolamento, uno dei boss, mala del Brenta, bischi e casino. Sparire per un po' in giro ti cercano. Tutto ha un seguito, pagato il debito. Piacere se è lecito, non fai il furbetto. Scorciatoie non ne prendi in conto, tienilo. Superato cose che altri manco vedono. No snitch, 41 bis, no please. No snitch, no please. Il doge veneziano, No snitch, no please. 41 bis, no please. No snitch, no please. Il doge veneziano. Ciao ragazzi, sono Giampaolo, detto il Doge. Oggi non siamo qui a caso, siamo qui perché voglio farvi capire una cosa. Vedete questo posto? Questo è il carcere di Venezia. Ho iniziato da ragazzino, le prime esperienze, e poi qui, questo posto lugubre, maledetto. Ma il mio inferno non è questo, ragazzi. L'inferno è quando intraprendi una strada da criminale. Ecco dove inizia l'inferno. Molti dicono perché sei stato in carcere, ma no, il carcere si supera, è quello che c'è oltre il carcere. Quindi vi mando un messaggio, vi scongiuro, non pigliate la strada del crimine. Produce male, fai del male, lo subisci, lo subiscono le tue famiglie. Quindi io vi scongiuro, non copiateci, non ci sono idoli. Ci sono idoli del male, vi prego, ve lo dice uno che ha buttato via 37 anni della sua vita per questa vita maledetta. Quindi questo è il messaggio che lancio a tutti: basta, andate a lavorare, i valori della vita sono altri.